Renzo Garbellotto, consigliere di Assindustria Veneto Centro e presidente del gruppo pavimenti di Federlegno Arredo. È notizia degli scorsi giorni che la crisi in Ucraina rischia di fermare anche le fabbriche di pavimenti in legno, mettendo a dura prova lo stato di salute di questo settore. In effetti la situazione è una situazione molto tragica, in quanto noi, tutto il nostro comparto, io sono riferimento per quanto riguarda Federlegno, sono la presidente del gruppo di pavimenti in legno di Federlegno e tutto il nostro settore è veramente in crisi in questo momento, in quanto i nostri pavimenti, la maggior parte, il 90%, non vengono eseguiti con del materiale di supporto che arriva appunto dalla Russia e dalla Bielorussia. In questo momento purtroppo di grandi problematiche, di grandi crisi, con i dazi, le sanzioni che non sono state messe e le problematiche nel passare anche le frontiere, il materiale ci arriva centellinato o quasi nullo. Fortunatamente avevamo delle buone riserve in magazzini, io mi sono confrontata con i miei colleghi, però stiamo facendo veramente il massimo per poter ottimizzare le risorse che abbiamo in azienda. Naturalmente le risorse si stanno sempre più definendo, per cui abbiamo un problema imminente da affrontare, oltre tutti gli altri problemi che abbiamo in questo settore causati dalle cose che ormai l'opinione pubblica sa, per cui caro energia, cari noli e aumenti vertiginosi della materia prima. Ecco, secondo lei si arriverà a un vero e proprio stop o è solo un grido d'allarme il vostro? Ma diciamo che il 90% del materiale non viene importato, però viene prodotto, io lo so per certo, in Russia e in Bielorussia il materiale si sta producendo. Naturalmente hanno creato dei piccoli corridoi di passaggio per quanto riguarda le frontiere dalla Polonia, però con grandi difficoltà. Pensate che ci sono gli autotreni che sostano anche 8-10 giorni per passare le frontiere, per cui con problematiche e di costi altissimi. Ci sta arrivando qualcosa, non sappiamo però, perché se l'Europa continuerà a sanzionare la Russia, diciamo quasi un po' imitando o comunque seguendo le indicazioni che sta dando anche i paesi come la Gran Bretagna, che hanno aumentato le sanzioni, ci sarà un blocco totale. Questo blocco totale farà un grande danno alla nostra economia, in quanto non siamo solo noi dei pavimenti in legno a soffrire e usare questi prodotti, ma tutto il comparto della casa, anche le porte, i pannelli, l'arredo, i mobili, per cui tutto un settore che andrà o è già in grande crisi. Ecco, questa è una situazione che è arrivata dopo 2 anni di Covid, quando poteva finalmente esserci la ripresa per tutto il settore, è arrivata questa guerra. Sì, pensate che noi viviamo appunto in un momento nel quale mai pensavamo di vivere problematiche così grandi da affrontare quotidianamente. 2 anni di Covid difficilissimi, dove hanno dato lo stop alle produzioni, ma non solo italiane, anche nazionali e internazionali. Questo ha causato sì la mancanza di materia prima, come dicevo prima, la mancanza di legno nobile, proprio il legno che noi usiamo per i pavimenti, per i nostri bei pavimenti in legno, e a cascata ha deficiato tutto il nostro mercato. Lei, oltre che essere presidente del gruppo pavimenti di Federlegno Arredo, è amministratore delegato dell'omonimo parchetificio. E qual è la storia della vostra azienda, che è lunga 75 anni? Sì, è una storia bellissima, iniziata dal nonno di mio marito, Giacomo Garbellotto, che una volta faceva zoccoli in legno. Da zoccoli in legno nel dopoguerra ha incominciato a fare i parquet lamellari, quelli piccolini, incollati su quadrotte, su fogli di giornale proprio. Ne abbiamo trovato qualche reperto nella vecchia segheria. E da lì siamo alla 4ª generazione con mio figlio Marco. La Garbellotto è un'azienda appunto che porta il nostro cognome, è un'azienda che ha voluto in maniera forte e determinata tenere tutte le fasi della produzione in Italia, per cui di continuare a fare un Made in Italy usando le nostre maestranze, usando i nostri maestri ebanisti che con attenzione, dopo che noi
ci approvvigioniamo con attenzione a materiali di riforestazione controllata certificati, loro finiscono i pavimenti in legno per poi essere posati in bellissime ambientazioni e collaborazioni con architetti e archistar nazionali e internazionali. Non ci siamo mai fermati alla specie legnosa, abbiamo voluto sempre implementarla e ogni anno abbiamo lavorato col reparto di ricerca e sviluppo, non solo sulle specie legnose, sulle geometrie di posa, ma abbiamo lavorato su un brevetto importantissimo che ci ha dato e ci sta dando grandi soddisfazioni. Ha ricevuto anche il premio alla Fiera di Hannover come Innovation, come prodotto di innovazione, e è un sistema di posa che permette di posare i pavimenti in legno senza colle. In più ha una grande particolarità: oltre ad avere la possibilità di essere posato senza colle, per cui seguiamo anche le linee guida, togliamo la formaldeide all'interno delle case, lavoriamo sulla sostenibilità, ha anche la possibilità di cambiare una doga, qualsiasi doga danneggiata o che si deve cambiare, in meno di 30 secondi. E questo ha avuto un sviluppo negli anni, in questi ultimi anni, raddoppiando sempre di più la richiesta anno dopo anno, e siamo arrivati in questo momento che abbiamo anche noi raddoppiato la nostra linea di produzione, abbiamo raddoppiato la fabbrica per produrre i pavimenti in legno con questo sistema, col clip up system.